Buongiorno pateadores, oggi siamo venuti a Corno di Rosazzo perché mi ha invitato Max Devastante e faremo una bella intervista, no? Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di Un Taglio con Max. Oggi abbiamo qui un ospite molto particolare che arriva da molto lontano, dall'Argentina, Lucas Mina Capelli. Bene, buongiorno Max e buon dia a tutti, buon dia Duc. Esatto. E grazie per invitarmi, sono molto contento di essere qui. Bene. Allora, la prima domanda, Lucas, è la più semplice, ma secondo me anche la più interessante. Perché sei in Italia e soprattutto perché in Friuli? Bene, in Italia, sono in Italia, la storia inizia un po' indietro. Ok. Inizia nel 2014, quando io studiavo enologia a Mendoza, in Argentina. Sì. Esisteva un convegno con l'Università di Udine per venire a studiare e fare una doppia laurea. Ok. Quindi mi sono iscritto, sono venuto, ho fatto un anno qui a Udine e niente, dopo quell'anno sono tornato in Argentina. Ok. E 3 anni fa, nel 2023, con la mia amorosa, abbiamo deciso di venire a vivere proprio a Udine, perché era l'unica città Conoscevate? italiana che conoscevamo. Ok. E proprio Italia perché abbiamo dei nonni italiani, Ah, ok. quindi per conseguenza abbiamo anche documenti e cittadinanza italiana. Bene. Quindi era il paese, diciamo, più facile e più collegato al quale potevamo andare. Ok, tutto molto chiaro. E quando siete arrivati o sei arrivato in Friuli, la prima impressione qual è stata? Ti è piaciuto? E mi è piaciuto tantissimo, anche perché nel 2014 non era tanto normale viaggiare, no? Chiaro. Viaggiare lontano, viaggiare tante ore in aereo, quindi è stata un'esperienza che mi ha aperto tantissimo la testa, la mente e mi ha invitato a vivere delle esperienze uniche. Quindi diciamo che il motivo per cui sei qui, ma sia qui in questa puntata che qui in Friuli, è il vino. È il vino. Insomma. È il E vino. allora parliamo anche di vino, no? Parliamo Esatto, di sì, vino. sì, sì. E è vero che il nostro vino a livello mondiale, quindi anche in Argentina, è considerato il migliore. Sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Penso che non so, che non esiste il miglior vino del mondo. Ok. Penso che da tutti i paesi, da tutte le regioni, puoi trovare qualcosa di unica e di particolare che non si ripete da nessuna parte, no? Certo. Quindi Forse anche per il tempo, per il clima, la terra, no? sì, Perché- tutto quello che compone un vino che va tanto più di là della cantina, no? Chiaro. E conformano una cosa unica che questo è lo bello del vino, che non si Ok. ripete nessun vino da nessuna parte. Ogni vino è unico, no? Esatto. Quindi. Allora, approfittiamo anche noi per berci il nostro primo bicchiere. E a tal proposito ti chiedo, Lucas, quando sei arrivato in Friuli la prima volta, il primo bicchiere di vino che hai assaggiato, te lo Sì. ricordi ancora? Com'è stato? Guarda, la prima esperienza col vino nel Friuli, appena siamo arrivati all'università, diciamo, ci hanno invitato a visitare una cantina che si chiama Perusini. Oh, certo, che siamo anche molto vicini qui, eh? Sì, sì, Ecco. sì. Bene, bene. E loro ci hanno ricevuto, hanno organizzato una grigliata Ah, e ci hanno fatto assaggiare dei suoi vini che sono secondo me Eccezionali. buonissimi e anche che hanno un posto molto molto bello e carino, quindi quella è stata la prima impressione che... super positiva. Esatto. E diciamo di tutti i vini che hai avuto occasione di assaggiare, che assaggi anche quest'oggi, insomma, nei tuoi giri, qual è il tuo vino preferito al momento? Il mio vino preferito è il friulano, Oh, perché mi sembra quello che dicevamo prima, una cosa unica sì, e che appartiene a un territorio e che è parte delle tradizioni e niente, mi sembra è il il più Bene. particolare e unico. bevi pure. Salute. Salute. Cin cin.
ok. E invece approfitto, visto che stai parlando di friulano, non so se sei al corrente di una grossa diatriba che abbiamo avuto noi col nostro vino, che adesso si chiama friulano, Ok. ma negli anni è sempre stato il Tokai. Mm, Quindi per noi qua del Friuli è una cosa, documentati, perché il nome ce l'hanno shippato gli ungheresi, adesso sembrerebbe ok. che loro hanno messo il primo nome loro e quindi dobbiamo chiamarlo friulano. Ah, ok. Però se tu vai a visitare le osterie, qua ti do un consiglio, Sì. tu chiedi un Tokai, lì si illuminano gli occhi alle persone. Ah, quindi- sì? Ah, sì, ok, sì. ok. Sai che in Argentina, Sì. quando noi studiamo un po' il vino del mondo, Ok. al friulano lo chiamiamo Tokai friulano. Vedi, non bravi. non lo chiamiamo solo friulano. Quindi, Quindi tutto adesso torna. capisco di dove viene Bene, questo benissimo. nome. Abbiamo parlato quindi di vino, ma non abbiamo parlato dell'Argentina, insomma, ecco. C'è qualcosa che ti manca sicuramente dell'Argentina che non riesci a ritrovare qui? Sì, bene, sì, sicuramente. Senza parlare, no, della famiglia, Certo. degli amici, che quello si dà per scontato. Forse dei momenti, no? Ok, Che sempre vengono collegati a questo, alle persone, a condividere, l'asado. sì, E principalmente quello, forse il sentirci più spesso con i tuoi amici, con la tua famiglia, che anche per un tema di orario, no? Ok, Che abbiamo beh, 5 certo. ore di differenza. e quindi è difficile magari telefonarsi o videochiamarsi, Sì, no? forse quando io posso chiamare loro stanno dormendo, se loro vogliono chiamarmi io già mi sto andando a dormire. Quello è il primo problema, è Sì, vero. sì, sì. Ok, quindi questo è quello che ti manca, insomma, del tuo paese. E invece, quando sei arrivato qua in Friuli, cos'è una cosa delle persone, intendo, che proprio ti è piaciuta? Che dici, oh, i friulani sono bulli, spaccano, come si dice. Sì, sì, sì. Mi è piaciuta una cosa, che le persone si prendono un tempo per prendere fiducia, Sì, si potrebbe dire, no? sì, chiaro, chiaro. Da noi è diverso, perché al primo istante già ci fidiamo Amicizia, 100%, e quello è un contrappunto perché non sempre va bene, no? No, è vero, perché si può rimanere imbrogliati anche, no? Esatto, quindi quello che si fa qua mi sembra giusto, perché devi prenderti un po' di tempo per conoscere l'altro, Certo. e sapere che con l'altro puoi condividere o avere una bella relazione, no? Sì, sì. Beh, questo è un aspetto molto interessante, perché noi siamo tendenzialmente il contrario, no? Prima di dare fiducia, come diciamo qua, deve passare acqua sotto Sì, i sì, ponti, sì, no? Invece, esatto. però insomma anche con qualche parolina in friulano, eccetera, riesci a fare breccia, credo che ti diano fiducia subito, sì. no? E anche a trasmettere, no, sì. quello che uno vuole con le persone, no? E essere genuino, quello è la parte principale, mi sa. Ok. E una volta che si rompe questo, già si aprono di una forma molto bella. Quello mi piace molto. Però adesso devi dirci anche una cosa che non sopporti degli amici friulani. Ci sarà qualcosa che non ti piace, dai, del Friuli, diciamo. No, no, forse che per fare qualcosa bisogna organizzare con molta più anticipazione. È vero. No, con molto più anticipo. Anticipo, sì, sì. E da noi non è così, ma è giusto, ci Sì, è ci vero. abituiamo. Noi ci pensiamo magari settimane prima, no? Per organizzare, per vedersi, magari Sì, basta sì, sì. poco, un messaggio, ci sei Sì. e ci vediamo, no? Per, Ecco. per esempio, a me che mi piace organizzarmi molto con tutto, questa è una cosa che mi viene bene, Ah, bene. Non mi dà fastidio, Boh, ti perché sei anch'io sono un integrato? po' così, sì, sì. Bene, bene, bene. E invece il clima ti piace qua? Come con tutta questa pioggia, questo ti trovi bene o no? Sì, non è una cosa che mi sia stata, diciamo, una difficoltà grandissima. Da noi che veniamo da una zona molto desertica, Sì. la pioggia è una cosa che ci piace tantissimo. Ok. Perché come viene ogni tanto di là, ogni volta che viene È una benedizione. l'apprezziamo, sì. Sì, sì. E che qua venga più spesso è Qua una bella viene- cosa anche. Ultimamente viene troppa, no? Continuiamo sempre a scherzare, a stare in questa tematica di confronto Italia-Argentina. Vorrei sapere 3 cose che gli italiani fanno meglio degli argentini. Dai, così, le prime 3 che ti vengono in testa. Oh. O che preferisci dell'Italia rispetto all'Argentina. Beh, la pasta sicuramente, Ok. perché è nata qua. Bene?
La pizza la fate molto bene, Ok. ma mi piace tanto anche la pizza argentina, Ok. che è un po' più alta, Sì. quindi lì Se la giocano? sì, Bene. sì, sto lì in una indecisione che scelgo tutte e due, Ah, diciamo. ok, nel dubbio tutte Esatto. e due. Sì. E particolarmente dalle persone friulane Ok. mi piace molto come giocano con le parole. Ah, sì. Perché ultimamente sono stato imparando alcune cose Sì, sì. e non tutti si possono dire a tutte le No, persone, certo, no? certo. Quindi questa è una cosa molto divertente che mi piace capire, no? Sì, sì, anche perché c'è una vecchia logica, no? Magari su certi giochi di parola legati magari alle tradizioni. E Esatto. Sono Esatto. belli. Adesso comunque puoi vendicarti e dire 3 cose che gli argentini fanno meglio degli italiani. Ok. Una so già qual è. Posso aggiungere una cosa degli italiani? Vai, Sì? vai. Bene, un'altra cosa che fate molto bene, che mi piace tantissimo, è l'abitudine di poter bere un calice di vino, Ok. un thai di di neri, un bravo. thai di blanc, Sì. a qualsiasi ora. Sì, Forse che alle 10 del mattino. è anche un problema però, è quello. Sì, e dipende dall'autocontrollo di ognuno, dipende. ma quella è una cosa che mi sembra un'abitudine molto bella. Apprezzabile. Sì, sì, Bene, sì. bene. Ok. Invece 3 cose allora che gli argentini fanno meglio di noi? Beh, potrei dire l'asado. Beh, su quello non ci piove. L'asado penso di sì, ma penso perché anche cambia il tipo di carne. Certo, certo. Non vorrei entrare in un terreno complicato, Immaginiamo già che cosa può essere. quindi non lo dirò. Un pallone, immagino, no? Ecco, era ovvio. E niente, io ancora la musica può essere un altro aspetto, Sì. che ancora ascolto la musica di là, Ok. però poco a poco sto iniziando a conoscere gruppi italiani che mi piacciono molto, quindi Ho visto. sto entrando un po' anche su quello. Bravo, bravo. Proprio a 360 gradi, no? Sì, sì, sì. Per chi non segue il canale mio, che sicuramente è meno popolare di Lucas, ma anche per chi non conosce Lucas, questo ragazzo qui ha iniziato spiego un attimino Sì, per sì, i sommi sì. capi, a girare il Friuli, a raccontare i luoghi agli argentini, giusto? Quindi alle persone che dall'Argentina magari si ricordano del Friuli, eccetera. Ma la curiosità sta alla base. Come è nata questo desiderio di dire che bello questo posto, lo voglio raccontare, raccontaci come è iniziato. È nato un po', diciamo, per la mia passione per la fotografia Ok, e per i video, e quello l'ho fatto da sempre giocando, no? sì, E come cammino tanto, esco a camminare spesso, e l'anno scorso ad agosto uscivo sempre al parco del Cormor. Sì. Facevo 8 giri, 10 giri al parco. Quindi è arrivato un momento che ho detto, ma invece di fare sempre nello stesso posto, posso iniziare a spostarmi certo. e conosco dei paesi, no? Che ci sono tantissimi e tutti hanno qualcosa di bello da mostrare. E quindi sì, la prima volta sono andato a Fagagna. Ok, L'ho scelto, ho visto il mappa, ho scelto Fagagna perché Vado a mi è Fagagna. venuto, sì. E niente, ho voluto fare un video per mostrarlo principalmente alla mia famiglia Ok, e ai bello. miei amici, no? Che per questa cosa di che uno non parla tanto spesso, ho detto, ma forse di questo modo io posso trasmettere bello. quello che sto vedendo e conoscendo a loro. Sì. Anche se non ci parliamo, loro possono vederlo attraverso un Esatto. video, no? E niente, mi è venuto in mente dire pateando por pueblitos italianos. Esatto, poi ci spieghi perché io Sì. sono super curioso. Ogni video di Luca si inizia con, adesso magari mandi, buongiorno, però c'è sempre questa frase. Sì, Cosa vuol sì, dire? sì. Pateando basicamente significa camminando. Ok, Da noi si dice patear perché noi facciamo un gioco di parole, sì, perché le zampe degli animali noi li chiamiamo patas. ok, Quindi giocando noi diciamo come che noi anche abbiamo patas, no? ok, sì, le zampe. Quindi patear viene de Tipo- las patas sì, sì, che quasi patean.
quasi uno zampettare, insomma, come diciamo Esatto, noi. Bene, come bene, se sì, fosse sì. zampettando per paesi italiani o friulani. Sì. Beh, geniale, insomma, poi comunque è molto, non lo sapevo neanche io perché effettivamente hai iniziato e questo aspetto di che magari i tuoi parenti, i tuoi amici, quando tu sei a dormire si guardano i tuoi video è veramente molto, Sì, molto emotiva, insomma, come cosa, bello, Esatto, bello. quindi sì, quello è stato l'origine. Ok, quindi diciamo sei partito così con Fagagna, prendendo la mappa e dicendo ok, andiamo a visitare questo luogo qua. Poi ho visto che ha iniziato a crescere anche il tuo pubblico, penso italiano e friulano, ma la cosa che mi incuriosisce, è capitato magari qualche argentino che magari ha origini friulane che ti abbia suggerito di visitare qualche posto qua in Friuli? Sì, Ok, perché ci sono tanti argentini nel Friuli Sì. vivendo e anche perché ci sono tanti argentini nell'Argentina sì, che hanno origini friulani. sì. Quindi si crea tutto un ponte culturale dove persone forse vivono in un paese e lo riconoscono e mi scrivono o mi consigliano di andare, no? Ok, E anche c'è la gente che vive in Argentina che mi scrive e mi dice di quel paese era mio nonno vedi. o mio padre è nato in quel paese, quindi si crea tutta una cosa molto bella Bellissima, una e connessione. nostalgica, no? Certo. Sì. E c'è una storia molto bella, vuoi che te la racconti? Certo, Sì? certo, siamo qua per ascoltare le tue storie. Bene, e c'è una storia molto bella e a Tramonti di Sopra. Certo, Sono andato lì per fare le pozze smeraldine Sì. e fare tutta una camminata nella montagna. sì, In mezzo al bosco c'è un borgo già in rovine, no? Distrutto, che si chiama Frasenheit. sì, Questo borgo ha 10 case solamente e negli anni 60 penso abitavano 15 famiglie lì. sì. E mi ha scritto un signore dall'Argentina che il suo padre è nato in Frasenheit, È incredibile. che è un paese che adesso Piccolissimo, è sì. perso nel bosco e distrutto praticamente. E quello è stato Incredibile. molto emozionante, sì. Certo, perché è un segnale che quello che stai facendo è potentissimo, perché arriva dall'altra parte del mondo Sì, sì, sì. e connette questo borghetto di 10 abitanti all'Argentina, è veramente, Veramente sì. super, Sì, sì, incredibile. Allora, hai iniziato a visitare tantissimi luoghi qua in Friuli e so che ti piacciono tutti, ma se devi fare una classifica al momento, il posto che ti ha sorpreso di più, qual è stato? Forse senza andare direttamente ai Certo. paesi più importanti o più grandi, Pofabro è uno di quelli che mi è piaciuto tantissimo. Pofabro e Frisanco, Sì? che sono lì vicini, e anche Ileggio. Ottimo. Allora, diciamo una vittoria potrebbe essere stata, te l'avrei chiesto, ma proprio secondo me il fatto che questo signore dall'Argentina ha riconosciuto questo piccolo borgo. Ma c'è stato anche qualcos'altro nella tua esperienza fino adesso che dici, che ti ha fatto dire, cavolo, devo andare avanti, questa è la strada giusta, mi piace da morire quello che sto facendo? Sì, principalmente della risposta che ricevo della gente, no? Certo. Che è strano perché quando uno si espone pubblicamente Bravo, volevo riceve arrivarci. delle belle parole e anche delle brutte, Certo. no? E tu devi essere preparato per ricevere tutto. tutto e saper gestirlo. E per fortuna quasi che non esistono delle Commenti. critiche brutte, quelli che vogliono fare dei danni, no? Sì, sì, quelli che ti vogliono un po' screditare. Di quelli per adesso non arrivano, Bravo, quindi sono bravo. molto contento con quel fatto. Bene, bene, perché effettivamente volevo giusto chiedertelo, mettere la propria faccia come stiamo facendo noi sui social, su internet, eccetera, non è da tutti, no? Penso che uno dei fattori per quali ho deciso di mostrarmi Sì. è perché nessuno mi conosceva qua. Ok. Quindi ho detto, beh, se passo vergogna nessuno mi conosce. Ma no? sì, esatto, no? Quello è stato il principale impulsore. Quando hai iniziato a condividere i primi video, diciamo, e quanto tempo ti ci è voluto per arrivare comunque ad oggi alla visibilità che hai raggiunto? Quello è stato un lavoro di costanza principalmente, Sì, perché io ho iniziato ad agosto dell'anno scorso ok, e facevo, non so, 3 video a settimana. Sì. E non tutti erano andavano. visti tantissimo, no? Sì, Ma è stato un lavoro che io, ascoltando alcuni podcast o cercando informazione,
ho capito che in realtà la costanza è quella che ti fa avere dei risultati forse in un futuro. Ok. E mi sono mentalizzato a fare quello, a farlo bene, il più bello che io potessi fare. Sì. E sì, adesso forse ci sono dei video che sono tanti visti, Sì. ma sì, è stato tutta una costruzione percorso. nel tempo. Esattamente. Sì, sì. Dopo credo anche il fatto che ci fai vedere sempre luoghi nuovi e hai anche la capacità di inventare delle cose come chi ti segue lo sa, chi non lo segue inizierà a seguirti dopo questo e lo andrete a vedere. Inizia a organizzare delle serate visto spagnolo e vino. Sì, 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 sì. Raccontaci perché tra l'altro adesso questo non so se lo metteremo nel video, ma ho visto che ci ha partecipato una mia ex collega di università. Ho detto, sì? ma guarda che è nel video di Luca. Come è arrivata lì? Quindi non lo so, ma è stupenda, Sì, l'internet sì, sì. è questo. Raccontaci E c'è questa anche cosa. una storia molto interessante Dai. con questo. Bene, questo delle esperienze, no? Sì. Di spagnolo e vino è nato perché alcune persone mi hanno chiesto di praticare lo spagnolo attraverso videochiamata. Sì, Io col mio lavoro normale, diciamo, ok. ho pochissimo tempo libero, quindi ho detto, beh, forse una volta al mese o due faccio una riunione per un gruppo di persone che hanno la stessa voglia e lo stesso interesse Ok. e ci riuniamo a degustare vini buoni del Ho Friuli visto. e anche a condividere un bel momento. Loro possono praticare lo spagnolo e ci raccontiamo delle storie che sono Sì. tutte interessantissime. E niente, una cosa che mi piace fare è un momento della settimana dove mi rilasso, Certo. parliamo tranquillo. E c'è una storia molto curiosa di questo, che a una delle esperienze è venuta una ragazza brasiliana Mm, di vacanze proprio a Udine perché ha visto dei paesi, los pueblitos Sì. che io ho postato Ma va? e ha voluto venire qui per visitare esclusivamente questi paesi. incredibile. Quindi Incredibile. è capitato che è venuta a una riunione, ha partecipato, ma quella è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo. Beh, decisamente. Che venga una persona di lontano per aver visto dei I video. luoghi tuoi? Sì, sì. No, è stupendo, Quello è è- una cosa incredibile. Sì. Bene, Lucas, allora a questo punto parliamo di futuro. Come ti immagini tra 5, 6, 7 anni? Insomma, come immagini il tuo futuro e questa tua attività? Bene, sicuramente lavorando con delle persone perché è lo più importante, diciamo. E come mi piacciono tanto delle esperienze enogastronomiche, esperienze culturali, esperienze turistiche, no? Sì, Mi piacerebbe, o già vedo il mio futuro un po' collegando tutte queste cose ok. e collaborando con delle aziende che hanno dei valori belli, no? Sì. E che hanno delle storie che mi piacerebbe raccontare. Bene, quindi agricoltori, ristoratori, pizzaioli, baristi, chiunque abbia un locale interessante da far vedere, da far conoscere, troverete tutti i link sotto in descrizione per far venire Lucas a bere un Thai. Chiamatelo, insomma, dai, porta allegria, sì, porta questa felicità che è tipica degli argentini e quindi così. Non ci resta che salutare. Adesso Esatto. salutiamo, facciamo un bel brindisi. E se il video vi è piaciuto e volete che continuiamo e continuo a portare questo tipo di interviste, di contenuti e di personaggi sul mio canale, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate più che potete perché Lucas merita visibilità più possibile perché è un ragazzo veramente speciale e vi salutiamo come saluta lui. Salute, grazie. E mandi, no? Mandi, a mandi. tutti, grazie. Bravo, bene. Grazie.